Questa è è la storia di una mistificazione, ossia di una storia raccontata secondo i propri interessi personali, da quello che mi risulta, da quello che ho visto, da tre personaggi monocordi. Non usa mezzi termini il generale Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, intervistato da Ferdinando Avarino nella trasmissione Ring, nel definire la vicenda di Giulia Schiff, la 22enne di Mira, ex allieva pilota che ha denunciato i colleghi di corso per il comportamento durante il battesimo di volo. È stato aperto un processo che vede imputati 8 sergenti dell'Aeronautica e in cui è citato anche il Ministero della Difesa come responsabile civile. La replica alle dichiarazioni di Giulia e del papà è arrivata in esclusiva. Presente in studio anche l'avvocato difensore di 5 sergenti che ha evidenziato un aspetto finora tenuto all'oscuro. Quando uno mi dice lei è stata mandata via perché ha denunciato, non è vero. E c'è una sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Tar Lazio che lo dice, lei è stata mandata via perché non aveva l'attitudine militare. La signora Schiff, una volta diventata pilota, poteva trovarsi in situazioni gravi, in guerre. Ok? L'attitudine serve per salvare se stessi e per salvare i propri compagni. Il mancato possesso delle qualità è stata una cosa che è emersa all'inizio, proprio veramente dal primo giorno che questa ragazza è stata inserita nell'ambiente militare. Quindi il suo carattere contestatario, il suo carattere ribelle, il suo carattere poco chiaro, omertoso, petulante, diciamo, perché queste sono le cose che sono emerse da fatti ben precisi. Alla luce di questi aspetti, l'avvocato punta il dito sulle istituzioni. Quando sento prese di posizione, soprattutto dalle istituzioni, mi chiedo, ma le istituzioni hanno letto con attenzione tutti gli atti processuali? Oggi io leggo la posizione del ministro completamente diversa, una posizione mediatica, ok? Completamente diversa dalla posizione negli atti del Tribunale Penale. Cioè, se la posizione era questa, perché non costituirsi parte civile?